Lei è venuto a trovare i suoi concittadini in un momento importante, c'è il referendum il 30 settembre che per la vostra nazione vuol dire tanto. Grazie per il vostro invito, che sono qua con i miei concittadini e con il comune del Pieve di Soligo, che oggi dobbiamo anche spiegare al nostro popolo e anche a tutti voi per il referendum che abbiamo il 30 settembre, che per il popolo macedone è un referendum storico per integrazione all'Unione Europea e al NATO. Ministro, la vostra comunità è molto ben inserita a Pieve di Soligo, è molto ben inserita in Italia, questo per voi è un motivo d'orgoglio. Токму така, граѓаните на Република Македонија кои живеат и работат тука во Италија и во овој. Il popolo macedone che è residente su questo territorio per noi è un ponte che collega l'Italia, che negli ultimi anni che ha dato e sta dando una mano grossa per la Macedonia, per far entrarla dentro nella comunità europea e far parte di questa grande famiglia che continuano di essere il nostro ponte tra Macedonia e Italia. Земји и за тоа сум благодарен доста. Questo è un momento importante perché abbiamo modo di vedere questo passaggio, no? Molto importante per il popolo della Macedonia per l'entrata nella comunità europea. Ecco, questo passo sarà un passo importantissimo per la nostra realtà produttiva, per i nostri industriali, per i nostri artigiani, perché presto, se il voto sarà favorevole all'Europa, presto ci incontreremo a Pieve di Soligo con gli industriali del Veneto, del Pordenonese, con addirittura parlavano del primo ministro, comunque il ministro dell'economia della Macedonia, per creare le condizioni di sviluppo reciproco, ovviamente di sviluppo e di lavoro per i nostri imprenditori e di crescita per la Macedonia. Quindi direi che non posso essere che soddisfatto di quello che stiamo facendo con questo progetto Terra Mia, che non solo si occupa delle questioni sociali e culturali, ma che adesso si sta impegnando e creando le condizioni per quei contatti fondamentali per il rilancio dell'economia, ma soprattutto questi rapporti importanti con le comunità straniere.